Rendere conto che io arrivato a un certo punto, se ti chiedo aiuto, è perché ho bisogno di parlare con te. Perché... Totino! Un attimo. Totino! Non mi devi fermare se mi chiama. Totino? Toti. Puoi venire qua. Mi hanno fermato là. Con chi stavo parlando? Io con chi stavo parlando? La rifacciamo? Io con chi stavo parlando? Io stavo parlando con te. Vuoi venire qua? Che hai? Chi ha? Sei nervoso? Io? Tu sei nervoso. C'è qualche cosa che non va, vero? Cioè, uno come me messo così, secondo te è nervoso? E allora perché non mi rispondi? Perché io ti parlo e Mi non mi hanno rispondi? fermato! Perché io parlo e tu non favelli? Perché non favelli? Come li vuoi fatti con i piselli? Allora, mi ascolti? Sì. Ho bisogno del tuo aiuto. Ho capito. Sei disposto ad aiutarmi? Certo. Oh, di che cosa si tratta? Appunto. Che hai? Io? Sei nervoso? Che Io? hai? Cioè, sei tu che se la coi dei violini e mi dici che sono nervoso io. Io sono tranquillissimo. Si vede? Non si vede che sono tranquillissimo. Allora, Ma poi come tu con me? allora ti spiego. Tu lo sai che io navigo. Ti sei imbarcato? Non Sì, lo sapevo. do la petroliera e poi recoglio. Che città mi sono imbarcato? Io navigo in rete. Io vado in rete. A pesca, navighi a pesca. Sei nervoso? Che hai? Che hai? Sei tu nervoso, non sono io nervoso. Che succede? Ma che c'è? Che c'hai? Allora, che c'è? Calma. Vuoi aiuto? Sì. Dimmi di che si Oh, tratta. tu lo sai che io navigo in rete, in internet. Allora dimmi che parli col computer. No, io non ci parlo con computer. Io ci digito. Io ci scrivo. Ci scrivi. Sono entrato in rete e ho trovato una grandissima azienda di moda, la Fashion World, che cerca nuovi stilisti. Tu lo sai che io disegno abiti, no? Quando mai tu hai disegnato? Ma quando mai tu hai disegnato? Tu non lo sai, ma dentro me c'è uno stilista. Dentro di me abita uno stilista. Ma è da poco, perché fino all'altro ieri non c'era cosa. Dentro me alberga uno stilista. Allora mi dire dentro me abita. Tu mi devi dire viene da te e poi se ne va a dormire in albergo. Per questo io non l'ho visto. Tu sei Non mi nervoso, tu sei nervoso. Io mi sta facendo per smuovere i nervi. Tu sei nervoso. Sei nervoso, sei tu che vuoi aiuto. Dimmi perché vuoi aiuto. Mi vuoi aiutare, sì o no? Oh, Santa Rita da io Cascia, mando- ma morino tanti figli di madre. Perché? Io navigo e ho contattato questa azienda di moda, la Fashion World, e ho mandato i miei disegni, degli abiti che disegno io. Oh, li hanno accettati, li hanno visti, hanno detto c'è una collezione E meravigliosa. cioè tu la chiami casa di moda questa? E come la chiamate? Cioè vedono i tuoi vestiti e ci piacciono, dici la casa di moda? E che cos'è? Non lo so, sarà una mala saittoria, sarà. Tu sei nervoso. Io sono nervoso. Tu sei nervoso. Perché sei così? Perché Mi vuoi tu- aiutare? Aiutami, non mi aiutare. E io qua. gli ho mandato i bozzetti, i disegni, li hanno accettati. Questi di qua sono disposti a finanziare il lavoro di sartoria. Ora io, se riesco a superare il colloquio perché deve venire qua un consulente. Io una cosa ti voglio dire. Che mi devi dire? In tutto questo, Sì, io. sì. Chi c'è? So che mi stai facendo innervosire sul serio. Allora è vero che sei nervoso. Ma già mi stai facendo diventare nervoso. Allora sei nervoso. Perché in tutto questo tu mi devi aiutare? La stessa parola ti dice. Perché siccome io sono stilista, Sì. uno stilista che si rispetti... Fa le stilate. Lo stilista non fa le stilate. Uno stilista che si rispetti, che cosa è? Cosa è? Stilista. È uno stilista, ma vive da solo. No, vive in un bicchiere. No. Vive insieme, lavora insieme con un compagno. Quindi tu devi essere il mio compagno. Dove stai andando? Vieni, dove stai andando? Dove stai andando? Tu sei nervoso, tu sei nervoso. Sono nervoso ma sono maschio. Vieni. Lo sento la voce. Lo sento la voce. Non c'entra niente. Pure io sono maschio. Cretino. Non fare il cretino. Io. Non fare il cretino. O vedi già la mano dove ce l'hai, lo vedi dove c'è la mano già. Non fare il cretino. Totino. Un maschio così dice, ma se oggi non fare un cretino, sai? Totino, ascoltami, non fare il deficiente, che qua è importante, c'è un finanziamento importante. Sì, aspetta. Gli stilisti, ascoltami prima, gli stilisti, chi sono gli stilisti? Quelli che fanno i stilisti. Gli stilisti.
Gli stilisti di dove sono? Sono di qua? No, di Milano di solito. Dico sì, saranno anche di Milano, ma gli stilisti sono da questa parte? No, dall'altra parte. Voglio dire, gli... Non l'ho capito. Voglio dire, gli stilisti appartengono a questa parrocchia. No, sono testimoni di Geova. Totti, tu sei nervoso? Lo so, io sono nervoso. Ora mi incoppetto questa cosa e te mi stai facendo il nervosino sul serio. Gli stilisti sono di questa sponda. No, sono marinari dell'altra sponda. Gli stilisti, per lo più, sono... Fatelo tu, i vestiti. Vieni qua, vieni qua. Non lo voglio fare. Vieni qua, uno stilista che si rispetti deve avere un compagno. Ma chi te l'ha E tu sei il mio compagno. Ma chi Ti prego, devi essere il mio compagno. Ma chi te l'ha detto? Perché i stilisti hanno tutti compagni. Tutti gli Non è stilisti vero. lavorano in coppia. Non è vero. Tutti! Fammi una sopito. Una sopito. Fammi! Per il sopito, dimmene uno. Vedi? Il sopito. Come schifo io parlo. I sopito. parli? Quando uno fa un isopito, per vero, ma è per apposta. Un isopito. Un'ipotesi! Un isopito. Un isopito! Come lo capisco isopito io? Come lo capisco? Perché Come lo capisco isopito io? Isopito! non parla italiano. Di quanto aveva venuto. Ti faccio un esempio. Dolce e Gabbana. Oh, vero? Hai Questi visto? sono due. Hai visto? Però non ce n'è più. Dimmene una. Come non c'è? Vedi, lo vedi che... Gianfranco e Ferré. Perché due sono? Hai visto? Louis e Vuitton. È chiaro? Hai visto che Allora, Vale e Tino. Hai visto? Allora pure Christian e Dior sono due. No, quelli sono tre. Cioè? Christian e Dior. Che sta succedendo? Non mi ha capito. Perché c'ho piccino più nico, capisci? Quindi, come vedi, è inutile che sei nervoso. Tu- Ammesso un concesso che io ti voglio aiutare, io non lo faccio. Ma perché? Perché dentro di me avvengo un mascolo, capito? Lo E so, io non lo faccio. ma pure dentro di me No, c'è il non maschio. mi sta facendo. Te lo giuro, è così. no. Ma se noi lo facciamo, Io ci non- finanziano. Oh, ma figlio, non lo faccio. Non lo faccio. Mettitelo per scritto, non lo faccio. Voce del verbo, non lo faccio. Bravo, fai bene. Non lo faccio. Non lo faccio. Lasciamo perdere. Facciamo bene. Non ne parliamo più. Non lo facciamo. Non lo faccio. Rinunciamo a 1 milione di euro. Vabbè, rinunciamo ora. Dai. Rinunciamo. Ma che rinunci? Non capito. È vero? Rinunciamo a 1 milione di euro. Ma sta scherzando? Hai visto? Gioia mia, che dici? Ci danno 1 milione di euro. A tutte e due, ma solo uno, è Non giusto? è importante, siamo compagni, ce lo dividiamo. No, io non lo posso Dai, vieni qua, fare, no, io no. entro dentro di te, tu No, puoi no, entrare no, a me, no, no, non ti no, preoccupare. Abbiamo Vai. detto a parole. Ma non è fatti. chiaro, Ah. è chiaro. No, comunque non lo faccio, se ne Ma accorge. no, non se ne, certo se ne accorge, se sei vestito così se ne accorge. Perché Ma che fa, scherzi, ti vuoi presentare così? Ma dici vero? Ma che dici che sto facendo? Non ti puoi presentare, devi essere credibile. No, stasera non mi sento. Ci vuole, non fare il cretino, non fare il deficiente cretino, Senti, capito? Ti giuro, c'ho ospiti, non posso. Non fare, t'ho detto il cretino. Apri qua, apri. Non mi sento. Totino, pensa a 1 milione di euro. Sì, però fai tu, perché io non Pensa- corrispondo. Questa camicia qua, aspetta, Ah, così, tante la mia, tutti te. vieni qua. Metti questa camicia. E così mi devi fare vestire. Vieni qua, mettiti questa camicia, non fare lo scemo. Sei nervoso? No, suore. Così, con i volati. Maria. Aspetta. Ci vuole il pitone. Il pitone. Ora ti metto il pitone addosso. T'avessi a muzzucare un pitone e morire di Vieni qua, subito. così. Vabbè, ora... Aspetta. Forse così, tipo bandana. Bandana di tua sorella, dico io. Dai. Perché? Aspetta. Aspetta, lo posso fare io? Sì. Così.
Che l'uovo di Pasqua è? Cretino! L'uovo di Pasqua che so è? Lo capisci che quelli ci danno 1 milione di euro? Sì, ma in tutto questo, come ci chiamiamo noi? Come ci chiamiamo? Noi come ci chiamiamo? Toti e Totino. Bravo! Ci possiamo chiamare mai Toti e Totino? Sì. Christian Dior, Louis Vuitton. E come ci chiamiamo? Ci chiamiamo Toti e Totino. Ci chiamiamo Toti e Toton. Ah, così? Così non si capisce. Perché si capisce? No, è diverso da Toti e Totino. Ma Toti non si e- capisce assolutamente. Vabbè. Io Toti. No, io non e lo tu Totò. faccio, io non lo Ecco, faccio. Lo capisci? Ma quello viene, se viene da questa persona che dice tu, questo se ne accorge. Ma come se ne accorge? Che ne Ma so. tu lo sai chi viene? È vero, guarda. Chi viene? Uno stupido consulente della moda di questa fashion world. Ma se ne accorge, Ma queste se sono ne persone di accorge. Milano, Ammazzano sono la persone legna. grigie, ammuffite, buie, Questi ci persone ammazzano la senza legnate. Ma Io perché non ci devono lo ammazzare la voglio legnate? fare. Sono No, persone che non lo voglio non fare. ti devi Non lo- preoccupare. non lo Non ti devi io preoccupare. non lo faccio. Ma ti scopro io. Non lo faccio. Stai Scusate? sereno. Sì? Toti e Totin? Sì? Ma che buono. Fashion World. Voleva dire, prego, voleva dire che borsa! Bella madre. Benissimo. Siete voi. Scusi un attimo, sì, gli atteggiamenti, mi raccomando. Sì! Alessia Belluomo. Ah! Sì, sono venuta. Scusi un attimo, Travestita. chi te l'ha detto? Lei dice che si chiama Bell'uomo, visto era mascolo che... Deficiente, Bell'uomo è il cognome, si chiama Bell'uomo, ma è donna, non lo vedi che è donna? Ci dica, signora. Sì, io sono venuta innanzitutto per conoscervi. Certo. Ma che piacere, la stavamo, Sì, e aspettavamo. poi per quel. Finanziamento. Sì. Perché lei... Minchia, come dire? Perché lei ci darà il finanziamento. Possiamo firmare? Aspettate un attimo, non è Certo. che voglio dire vi diamo i soldi così. Vabbè, magari ce li può dare con un assegno, con bonifico. No, non è ma così. lei non ha capito. Un attimo che prendo la penna così, Non fare prendo domande- qualche non fare domande appunto. stupide. Stai guarda. morendo. Posso dire la mano così? Ma chiama- Ancheggia. Così, Ancheggia, dai. così, dicevo, non è che senza un minimo di conoscenza possiamo dare questi Beh, finanziamenti. certo, dobbiamo prima conoscerci. Ma ci dica, ci chieda, ci dica, ci chieda, Sì. ci dica, ci chieda, ci dica, ci chieda. Ciao. Innanzitutto vorrei sapere qualcosa sulla vostra casa, sì, Allora, cominciamo da dunque, qui. la nostra casa, Ma abbiamo una casa... in affitto in- da 2 anni, 2 cammarine, una stanza. Pazza, deficiente idiota, sei pazza! Disonesta che morissi subito, Alessandro, morì subito. Voleva dire la nostra casa di moda! Bravo. Pazza idiota! La nostra casa è di moda. Abbiamo una casa... C'ha appena si spoglia a ciacchiani No. sopra. Abbiamo una casa di moda noi che Abbiamo la veranda. La casa di moda! Ce l'abbiamo da parecchi... È vero? Di più! Di più di quanto? Che cazzo non ne sai? È vero. Benissimo, benissimo. E quando avete fatto la vostra prima collezione? Ma Sì. che ora erano le 8:30, 9:15. Lui si è preso il cornetto. E lui si è preso il cappuccino. Mi scusi, signora. Ma perché mi ha dovuto vedere tutte queste cose? Pensi quando abbiamo fatto la prima colazione? Ti chiamate scusi. Pensa la prima colazione. Noi abbiamo fatto la prima collezione. Ah. La prima collezione l'abbiamo chiamata appunto cappuccino e cornetto. Ah. E l'abbiamo fatta in tutte le tonalità dei colori cromatici della colazione. Tipo Panna. tipo panna, Burro, marmellata. succhi di frutta, disonesta e curno. Marino. Ecco, Che strano, che strano. perché? Strano perché anche la prima collezione di Louis Vuitton era sui toni del pan. E ce li vuole fare conoscere a noi, a quei due. Là. A quei due chi? Lui Vuitton dice caso due, tu mi dici caso due. Corro, sei un corno. È una pazza, è una pazza! Louis Vuitton sono due. Che noi quando vediamo femmine ne schifiamo. Mamma, se basta. E dica, Comunque- possiamo firmare? Un attimo, io vorrei sapere appunto qualcosa su queste vostre collezioni. Sì. Quest'anno il cult, sai com'è? È la moda Certo. di quest'anno è la pelle. Sì. Voi rimanete ancorati alla pelle oppure vi buttate a capofitto sul pelo? Ecco.
che fosse per me, io dalla mattina alla sera sul pelo. No, Ma senza perdere, No. Aida 24 ore al giorno. no, Altro che... non fare la scema. Sì. No, io il pelo lo borro. Io no, io mi cerco di sopra. Mi dispiace, noi siamo contrari al pelo. Lui, io ogni tanto mi piace, mi fa... Anzi, abbiamo fatto una sfilata nel Peloponneso. Ecco. E comunque devo dire la verità, noi siamo più che altro quest'anno per la pelle. Ma sì. Ma quale pelle? Quale? Come quale pelle? Mi scusi, mi fa specie che lei mi faccia questa scusa. domanda. No. La pelle! Figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Ce l'ha che le do da gente? Non avete capito la A domanda. te piacciono le poesie. Sì. Disonesta, Io, tu sei, fai schifo. sei bottana. Volevo dire, a voi piace la pelle che sia liscia, rasata, martellata? Se a lei ci piace il gioco pesante, sì. A noi piace... Fammi male, io colpisco. No, ma... Però bella liscia e rasata, a te ti piace adattata, la verità è questa. A noi piace quella pelle vissuta, la pelle scamosciata, la pelle piena di crepe, Sì. piena di Ci punte. piace a sua nonna che sono qua. Possiamo firmare? Sapete, io ve lo devo dire, voi siete veramente vintage in maniera deliziosa. Sì, vintage, perché a voi piace il vintage. Voi lo amate il vintage, quanto lo amate? Ma anche 30, 40, altro che vintage. Senta, signor Totì, Totì. lei come arriva oggi alla sartoria? Ma di solito mi chiamo l'autobus perché Ma che dice? La picchita a fare con quei pisegli andati. avevo macchina. Come arriviamo oggi alla sartoria? Scusa di fare arizzare la vianda e della far venire papiulle. Lui Cosa ha sentito lei? Parla francese e ha detto una cosa francese che poco, anch'io ho capito poco, penso che... Scusa di fare arizzare la vianda e Scusa della di far fare- venire papiulle. Papiù, la vianda non è la carne. Cosa fare arizzare i cani e farla diventare papole papole, che c'è lì. Noi arriviamo alla sartoria, ci arriviamo dopo un periodo nel quale mi sono sperimentato a fare dei modelli che sono stati quelli introspettivi della mia mente. Sì. E io... Cosa ha sentito? Ho sentito a un certo punto dentro di me uno strappo. Come infatti è rimasto col cul de feu. Ma che dice? Ecco, brava. Tant'è vero che la collezione l'abbiamo chiamata Cul de Cul de Feu. feu. Per la spaccazza. Possiamo firmare adesso il contrattino per il finanziamento? Adesso vi dico la mia opinione su di voi, sì. Sì. Perché secondo me, io penso che voi siate il nuovo. Il Sì, nuovo. la carta vincente. Avete presente voi quello che adesso fa reggere il mercato? Cioè? Perfetto, siete voi, quell'idea di freschezza, leggerezza, in una sola parola oserei dire gaiezza. Gaiezza, vedi che sei gaia. Come Sei gaia. È vero, ha ragione. Ragione per cui... Entrando nello specifico, Sì. no? Cioè io credo che la vostra creatività si possa associare al concetto di morphing. Morphing, no? Conoscete il Good morphing? morphing. Sì. Sappiamo già qualcosa. Unire organico e inorganico, peso e consistenza, insomma la fantascienza di Asimov. Asimov, no? Asimov. Come Asimov? E quindi? Sì, e perché voi usate le nanotecnologie, vero? E io adopero le nanotecnologie. Ma non proprio un sogno un gigante, ma manco là. Ci lasciamo andare a tutto quello che il mercato oggi prevede e vuole. Guardate, io ve lo devo proprio dire, perché quando mi avete mandato i vostri bozzetti, sì, vediamo dove l'ho messo, perché un attimo... Si sta cominciando, No, si sta- quando mi avete... Ah, forse l'ho appuntato qui, sì. Quando mi avete mandato i vostri bozzetti, Sì. io ho pensato di voi questo. Cioè? Grazie a questo employment voi riuscite a sintetizzare un mélange pop malgrésois, trash no chic con un beat di sprint. Per fare una fettina di limone per me. A me senza ghiaccio. Spiritosi. È per giocare. Ma possiamo firmare il contratto? No, un attimo. Cioè, voglio dire, senza aver visto prima, che so io, qualcosa della vostra collezione, no? Possiamo sederci un attimo? Sì. Siediti. Sediamoci un attimo. Vede, la nostra collezione, Sì. noi... Mi sto rovesciando. Dai,
Ma ce l'hanno appena aperta. Bella madre. La moda! Questa si chiama... Meravigliosi. È pantalone a uccello libero, questo. Diceva Vabbè. lei? Dicevo, volevo vedere qualcosa di vostro. Vuole vedere qualcosa di nostro? Cosa gli facciamo vedere di nostro? La stanza da ricci. Non c'è Gianni. Parla di qualcosa Qualcosa della vostra collezione, ecco. Cosa gli possiamo fare vedere? Non lo so. Non so, avete una sartoria, avete qualcosa... Abbiamo una sartoria, lontana, ma lontana. purtroppo è lontana, è lontana. Avete la sartoria quindi lontana. Molto... Giugno 3 giorni per arrivare alla sartoria. 3 giorni, cioè vado alla sartoria. Allora non so, fatemi vedere qualcosa di vostro, non lo so, penso che qui avrete Cosa? un bozzetto. Un bozzetto ce l'ho. Perché si vede? Sul collo? Sì, mi sono fatto la barba e mi è venuto in bocca. No, il fatto è che noi ci ispiriamo alle donne col collo lungo perché noi perseguiamo la moda stile Modigliani. Ma che c'entra? Ma Guarda, che di che c'entra? Che parla? c'entra? Io Ma non, insomma- non ci siamo capiti. Io volevo dire bozzetti, cioè schizzi, che avete fatto sicuramente degli schizzi, no? L'altra volta mia zia ci ho telefonato, ma con fatto la voce ci ho detto pronto zia, io so. E non mi ha riconosciuto e ci ho fatto il schizzetto. Schizzi, no? E che fa schizziamo? Comunque schizzi a parte. Se vuole noi siamo pronti, Voi dovete avere pazienza. Lo so, Sì. però... Perché io non sono molto soddisfatta, sapete, né di questa conversazione né del fatto che, parliamoci chiaro, voi non mi avete fatto vedere neanche un capo, voglio dire, il capo. E il capo lui, non c'è basta. No, le cose le facciamo Ma che insieme. faccio? Lo Siamo do- una coppia di fatto noi due. Io non sono molto soddisfatta, sicché il finanziamento... Non ce lo dà! Non ce lo dà? No! Ve lo do! Ce lo dà! Sì, ve lo do perché voi siete simpatici. Grazie. E lo posso dire? Lo posso dire? Che cosa? Simpatiche, sì, simpatici. Tanto suono, no? Siamo simpatici. Molto Grazie simpatiche. signora, Guardate, grazie. Che simpatico. Io proprio ve lo voglio dire, io avevo avuto dei sospetti, sapete, al giorno d'oggi con tutti questi cialtroni che pensano di imbrogliare la gente per avere anche molto meno di 1 milione di euro. E così ho pensato che invece dubbi non ce ne sono più Non ce ne perché sono. il finanziamento è accordato. È accordato! Evviva! Quindi Evviva! io 1 milione di firmo. euro. Milioni di euro ci danno! Allora possiamo procedere? Festeggiate, Festeggiamo, certo, festeggiate. Abbiamo preso il finanziamento. Adesso sono molto più serena, dunque Allora. mentre io firmo questo Sì. accordo, voi festeggiate, Sì, come fate stiamo solitamente. festeggiando. Festeggiamo. No, come fate sentitevi pure a casa vostra, come se io non ci fossi, baciatevi, ecco, Sì. perché voglio vedere questo bacio, lo voglio vedere questo bacio, sprigionate la vostra passione proprio, ecco. Va bene così? No, È non che ci lui siamo si capiti. vergogna. Un bel bacio, bello, quale quello ci voglio- passionale, un bacio. È che lui si vergogna. Un milione, Non ci siamo capiti. Oh, bravi, bravissimi, bravissimi. Perfetto. Ah, Questo è il contratto firmato. Ecco qua. sistemati, dai. Mi è accaduto. Totem, sistemati. Ecco qua. Ecco qua, grazie. Io però vi devo confessare una cosa. Cioè, Ve la devo confessare. ce la confessi? Io sono come voi. Cioè? Ci piacciono i film? Cioè, a me piacciono gli uomini. Ma anche a noi. A te. Ed anche a noi. A me mo- E se proprio devo entrare nello specifico e devo essere sincera, Sì, io, se non era che avevamo gli stessi gusti, sì. un pensierino, voglio dire, un piccolo sfizietto con voi me lo sarei tolto. Maria. E se lo vuoi sapere, amore, soprattutto con te, ma d'altronde non è che si può avere tutto. Comunque, io me ne vado, La vita è questa, la vita. il contratto... aspetta un minuto. Che stai facendo? Io non sono come a te. Totè! A me mi piace tetto. Totè! Zitto, se ne faccio più. La barca, la navigazione, la parrocchia. Io dentro di me. Totè! C'è un mascolo. Totè! Ma non casa come ti faccio vedere io. Totè! Fai che te ne puoi. Qua sono. Totè! Tetto, ne muori. Perché?
Arrivederci. Disgraziato, scellerato farabutto che sei. Sei un disgraziato. Che cosa ti costava? Che cosa ti costava? 5 minuti, solo 5 minuti. Lei se ne andava e prendevamo 1 milione di euro. Cretino! E ora saremmo 2 stilisti del mondo cool. Ma va fanculo, va, ma va fanculo. Ma per favore.